In questi giorni sono cambiate le regole, in particolare da oggi la Regione ha reso note le nuove regole per le quarantene, gli isolamenti domiciliari, non più 10 giorni per chi ha contatti con positivo, ma tutti passano a 14 giorni e al termine deve esserci anche un tampone, in particolare per quanto riguarda i contatti con positivi, soprattutto quelli con le varianti, perché le nuove norme sono state fatte anche per contrastare le nuove varianti, devono essere tamponi molecolari. Questo cambiamento di norme, appunto attuate dalla Regione Veneto e mutuate chiaramente dalle norme nazionali, ha creato però dei disagi. In particolare abbiamo qui in diretta, e tra poco sentiremo la sua voce, un'esperienza di un ristoratore che si è dovuto si è visto annullare, diciamo, un via libera. Allora ringraziamo Matteo Scapinello che è qui oggi. Buongiorno, Matteo Scapinello, ristoratore a Novarole Rocca. Cos'è successo? Allora, partiamo dall'inizio, un contatto positivo con un suo familiare, giusto? Sì, sabato 6 c'è stato un contatto positivo appunto con un familiare e successivamente ho contattato il mio medico di base, il quale ha deciso insomma giustamente di mettere la quarantena, ovviamente per me contatto stretto e anche per tutti i dipendenti dell'azienda. La mia quarantena finiva in teoria il giorno 16 con un tampone rapido. Io il giorno 16 alle 14:20 sono andato come d'appuntamento in ambulatorio dal mio medico, ha eseguito il tampone rapido e successivamente l'esito negativo, quindi il certificato di via libera dal giorno successivo con fine della quarantena. E poi però è successa una cosa diversa, giusto? Esattamente, io mi sono attivato subito dopo per far ripartire l'attività, visto che comunque siamo già in un brutto periodo per le attività ristorative e non solo, e mi sono attivato appunto per ripartire con l'azienda e chiamando i dipendenti, i fornitori e per partire appunto per il giorno successivo. Ma solamente dopo 3 ore circa il dottore medico di base mi ha ricontattato e urgentemente mi ha detto che il mio certificato non era più valido per una disposizione che i giorni appunto passavano dai 10 ai 14 e non più con l'uscita di un tampone rapido, ma con un tampone molecolare. Quindi io ovviamente mi sento in questo momento a dir poco arrabbiato e la problematica penso che non sia solo la mia, perché appunto chi è risultato fine della quarantena, insomma nel giorno 16, in quella giornata lì in cui il provvedimento è stato notificato dai medici, c'è una finestra dal momento dell'arrivo del provvedimento al momento della notifica, appunto della presa visione dei medici, in cui c'è gente come me che ha dovuto fare un tampone che adesso non è più valido e l'allungamento della quarantena di altri 4 giorni appunto con successivo tampone molecolare. Chiaro, quindi questa mancanza di comunicazione, diciamo, in anticipo ha causato da un lato chiaramente un disagio personale, nel senso che si è dovuto sottoporre al tampone, diciamo, non più valido, non più necessario. E di nuovo per l'attività commerciale, per il ristorante, che diventa un nuovo rinvio quando appunto sembrava di poter tornare a lavorare, corretto? Esattamente. Ecco, Esattamente. ecco, quindi ringraziamo Matteo Scapinello che ci ha dato questa testimonianza di un disagio che, come è capitato a lui e probabilmente è capitato anche ad altri, è mancata una comunicazione probabilmente tempestiva in questo caso e c'è stato un po' di confusione prima di mettere in atto queste norme e lo abbiamo visto in questo caso specifico. Ringraziamo nuovamente Matteo Scapinello che ha voluto dare questa Grazie a voi. testimonianza e buona giornata.